puntata di People, gente del Friuli. Abbiamo con noi Diego, lui cileno. Hola. Hola. Hola, hola. E Furlan, hola. Anche se non sei tanto friulano, però comunque quanti anni che risiedi qua in Più o Friuli? meno all'incirca più o meno 24 anni. Sì. Lui è un artista, un suonatore, Sì. attore anche o Musicista, sì, un po' pagliaccio, un po' pagliaccio, no, dai, perché... No, pagliaccio nel senso che devo essere sempre allegro, dimostrare che non sono triste. No, dai. No. Beh, comunque sei anche un Sì. insegnante di lingue e un po' insegnante sì, anche un po' di, sì. di strumenti musicali, tipo... Sì, percussioni, un po' chitarra leggera, percussioni congas, diciamo è dentro della ritmica e la salsa e tutte queste cose che ultimamente va molto. Va molto queste cose. Sì, da tanti anni. Allora tu sei da 23-24 anni Sì, che sei residente specificamente. ormai in Friuli Venezia Giulia. Sì, sono qua. Ormai sei di fatto Sono un formato- figlio ormai del Friuli. Sono nato a Tolmiec. A Tolmezzo, Si ok. vede. Com'è stato il tuo primo approccio a venire qui in Friuli? Visto dal Cile, no? Un paese molto Sì, caldo, sì. e trasferirsi qui Sì. in Friuli, che insomma il clima è un po' variabile. È molto diverso, però sì, non c'è tanta differenza su certe cose, ma non è il nostro clima del Cile, a parte della zona dove sono io, che sono di Valparaíso, la zona centrale del Cile. In relazione a questo clima qua, sì, abbiamo freddo, ma non tanto come qua, sotto zero no. Dopo, come ti raccontavo prima che cominciassimo a parlare, c'è il nostro clima che la mia città è affacciata sull'Oceano Pacifico, Ok. che non è Pacifico, ci sono le onde lì per cui devi sapere nuotare. Dopo quando ho conosciuto Lignano io dico oh, La che bella pozza di piscina, Lignano. che bella piscina, acqua caldina, perché neanche di là l'acqua è freddissima, cioè io non riesco più a entrare. Boh, insomma, poi l'Oceano Pacifico, insomma. Sì, e lì sono le onde là. L'Adriatico invece è abbastanza, anche perché a È Lignano tranquillo. bisogna abbastanza camminare. Ma com'è stato ambientarsi qui in Friuli Venezia Giulia? La gente come ti ha accolto? Sì, bene, per il fatto forse di essere musicista. Certamente che avevo i capelli più lunghi, ero Boh, vabbè, un insomma, po' più bello, magro, non tanto magro, però ero magro. E ogni tanto sì, non c'era tanta affluenza di stranieri o immigranti qua da queste parti, però ogni tanto mi capitava le prime volte anche che andavo in giro, gentilezza ho trovato, però anche ogni tanto un po' di diffida perché dicevano no, perché qua a Friulano sono tutti duri. Duri, insomma, 20 anni fa, 25 è anni una fa, cosa, insomma, sì, era un po' una più... cosa che si parla, però quando cominci a capire la idiosincrasia di questa parte, cominci anche a aprire anche tu la testa, perché viaggiando si apre la testa e si conoscono le persone e tutto questo. Mi capitava ogni tanto che andavo in un bar e mi diceva io volevo solo amante dei cappuccini. Ok. Adesso sono esperto, dottore in cappuccino. Addirittura? Sono assaggiatore internazionale. Di cappuccini? Sì. Io dove c'è il cappuccino buono e lì vado, si vede? Boh, Anche insomma, una magari... velocità ogni Ecco, tanto. vedi, allora anche un po' amante del dolce. Dai. Sì, e io ogni tanto sentivo parlare il dialetto che io non capivo già. È un po' difficile. Diciamo. Era difficile capire Ma l'italiano. l'hai imparato adesso un po'? Sai un po' parlare un po' friulano? No. Mandi? Sì, mandi. C'è molte... C'è molto che robe là, ma non lo diciamo. No, non si dicono. No. Però sentivo parlare il friulano e io lo capivo, no? Sì, ok. E dicevo, questo tipo qua forse sarà, chissà dove, questi capelli lunghi, un hippie questo. Io dopo chiedevo il cappuccino e mi diceva costa, in quel tempo c'erano la lira. La lira. Pagavo e mi davano il cappuccino, ok, ho detto, non notavo queste cose, dopo cominciai a notare un po' le cose. Ok, pagavo, mi davo il cappuccino e da là diceva, chissà dove parlava in dialetto, no? Chissà dove sarà questo, capelli lunghi, orecchino, sì, un po' strano. Però non lo so, era una questione di vedere un altro tipo che non era del luogo comunque. Okay. Sì. E io una volta parlavano di me, io mi rendevo conto, tranquillo. E alla fine dicevo, Mandi, arriviodisi. Allora mi guardavano, siccome ha capito tutto quello che dicevamo per lui. Però era sano, non era brutta la cosa. No, ma tranquillo. infatti. No, vivere qua bisogna adattarsi a tante cose. Tante volte sentivo, no, i latinoamericani sono un po' ritardatari, irresponsabili,
in un certo modo c'è una realtà. Noi prendiamo la vita un po' più tranquilla, poi alle 9 arriviamo a 9:30, 10 meno un quarto. Ho imparato a essere preciso perché bisogna, per rispetto altrui. È una cosa che io chiedo e do. E si impara, uno si adatta, se io prendo spunti di qua di questa vita e mescolo un po' con la mia. Io non smetto mai di essere sudamericano a prescindere che vivo per tanti anni qua, io ho dei figli qua. Ti sei creata una famiglia, sì, insomma. Una volta ero sposato anche una volta, mi hanno sopportato poco, però pazienza. Vabbè, ma donna friulana sì, oppure... Sì, okay. di qua. Sì, Prima di continuare con l'intervista a Diego Puma, che dopo ci dirai anche perché questo soprannome Puma. No? Guarda che non so se sarà gradevole la mia... Ma insomma, dai. Sì, non c'è niente da nascondere comunque. Sì, dai. Ci ascoltiamo un brano musicale che lui ci ha consigliato e andremo a vedere. Buona visione. Ok. Voy a beber del pozo de mis sueños. Quiero buscarte en mis recuerdos. Y mi ser que retome la piel de tu cuerpo. Voy a beber del pozo de mis sueños. Que está despierto ese amor mío, tal vez oculto en tu cintura, cual amante que acecha mi fresco delirio. Yo sé que está despierto ese amor mío. Y vuelve tu encanto, los días sin horas, me envuelve tu aroma, tus besos, me quedo. Voy a beber del pozo de mis sueños. Voy a beber del pozo de mis sueños. La soledad no existe en estos días. Mi corazón viajero ya se encamina como una estrella que tu pecho ilumina. La soledad no existe en estos días.
Bentornati, siamo sempre in compagnia del nostro amico Diego, Sì. lui cileno. Vi ricordo che se volete interagire al programma, vi ricordo il numero di telefono, il 338 8163 163 per i vostri WhatsApp o SMS, o altrimenti le mail people, gente del Friuli, @gmail.com. Allora Diego, sì. eravamo rimasti al perché il soprannome Puma. Magari c'è un po' di imbarazzo, però Ma la sì, gente a casa vuole in un sapere. certo modo sì, cerco di essere sintetico perché non è una storia lunga, però noi eravamo tutti cileni, un gruppo. Stai parlando dell'inizio, appena Dall'inizio, arrivato, dall'inizio sì, quando appena sono arrivato da quindi- queste parti, che siamo arrivati a Lignano e c'era una discoteca molto famosa nella quale siamo nati anche come gruppo, Sì. che in quei tempi si chiamava La Banda del Puerto, erano tutti cileni. Ah, ok. Non è pubblicità perché... No, boh, vabbè, insomma, si nota è un come gruppo tagli. è un gruppo musicale, È un dai, gruppo musicale, insomma. sì. Non ti dico dove andavamo a prendere il cappuccino, no, No, dai. no. Perché anche a me piace il cappuccino. Ah, insomma, sì? vabbè, se è fatto bene mi piace anche a me. sì. Quindi, dai. anche il tagliuto. No, beh, no, il taglietto no, preferisco la birra, preferisco la birra. sei sì. birraio, ok. Anche se sono friulano, il Eh? vino non lo amo tanto, preferisco E la- veramente la birra. E la sgnappa? E la grappetta anche, La sì. grappetta, Mi piace anche sì. la grappetta, anche perché abbiamo Ma sì, sono buoni i grappi buoni qua, prodotti sì. in questa zona. Non le diciamo, però sono buoni, Sì, sono anche buoni. i vini. Sì, anche i vini. Boh, sì, insomma, adesso le- mangiamo, cioè io no, Purtroppo mi viene io e fame. lui siamo da soli qua, lo studio è vuoto, no? Sì. Ci viene la fame dopo, no? Se ci viene la fame o abbiamo bisogno di qualcosa dobbiamo anche farci. Ah, sì. Dai, eravamo rimasti Comunque, come mai eh, all'inizio questo soprannome Puma? Siamo venuti a suonare a Portogruaro, c'era un signore lì che ci guardava e io dico, sarà il mio fascino latino che ci guarda tanto. Dopo lui mi ha detto no, perché io sono gestore di una discoteca a Lignano, Lignano, io dicevo Lignano, dov'è? La mia ignoranza era totale. Insomma. Boh, siamo arrivati lì, abbiamo cominciato a fare le stagioni invernali in questa discoteca, che dopo è stato un gran passaggio della mia vita, importante anche per tanti altri che se lo ricorderanno. E io come non sapevo parlare, Sì. io avevo capelli lunghi, sempre sono stato così naturale, non sono mai introverso, no, però mi mettevo così con i capelli così, un po' timido sì, eri, perché dai. non sapevo cosa ne dicevo a Sì, qualcuno. infatti. I ragazzi del mio gruppo dicevano, il Puma sta per a salire la preda, perché mi mettevo così, io non sapevo. Sembravi un Puma. E dicevo, dai, scherzo, no, sì, dai, è il Puma, un altro ho sentito il Puma, sta per a salire la preda. Un giorno ritardai in arrivare alla serata e i ragazzi hanno cominciato a suonare perché qua gli orari sono orari, cioè. Io, latinoamericano, ero in giro a mangiare brioche. Allora. E arrivo alla discoteca e il Puma, dove stai? Suonavano, Puma, dove stai? Sono arrivato, è arrivato il Puma, adesso il Puma, e sono rimasto Puma, che è una specie di... è un felino delle Ande, sì. no? È un gattone grande. Che io di gattone sì, no? Non so, Vabbè, dai. ho mangiato bene, diciamo, e per quello mi è rimasto il Puma. Però io sono Diego Gonzalez, Diego Gonzalez. il Leighton. Immaginate che io ho un cognome inglese. Ah, ok. Per i miei nonni e parte di mia madre, tutti bianchi inglese. loro. Ah, ok. Dalla parte dei Gonzales, dalla parte del mio padre, Sì. avevo un po' la faccia da indiano, per cui sono una mescola un po', non sono tanto una razza pura, diciamo. Boh, insomma, Ho dai. mescolato, no, perché sai che in quegli anni mi dicevano, tu sei peruviano? No. No? Ah, brasilero? No. O brasiliano? No. Ecuador? No. Io Cile? Cile? Ah, mi è capitato, no? Non dico che tutti, però accanto dove? A Panama? No, estremo sud. Ah, Bolivia? No, accanto all'Argentina. Ah, ok. Non era una lezione di geografia, però più o meno... E quindi diciamo che essendo ad abitare, comunque abitavi vicino all'Argentina, Brasile, Sì. la carne, insomma, ti piace la carne? Anche se voi comunque in Cile avete più cultura magari per il pesce. Sì, come si dice? Itico? Itico. Ah, Perché comunque avete... molluschi, marisco, Sì, pesce. perché comunque avete un commercio ittico voi, cioè, Sì. nel senso che avendo il mare, avendo l'oceano,
pescate molto, insomma. Sì, La vostra prima... Infatti, insomma, io raccontavo ai miei amici che no, dopo le feste, quando uno era un po', sai, quando uno va a feste, quando è giovane, andavamo al mercato della città, prendevamo le cozze, con limone lì. Ah no, tu prendevi le ostriche, bravo. così. A me non piacciono. Aprivi, limone. e come erano vive, così si muovevano lì. No, non riesco. Magari qualcuno a casa ne va ghiotto, ma io no, mi dispiace. Aspetta, però sotto c'era un bicchiere di vino bianco di quello cileno che... Ah sì? Sì, ti prendevi anche colazione dei campioni. Anche perché ultimamente le aziende vitivinicole cilene stanno crescendo anche. Sì, comunemente da anni che siamo un po' famosi. Io quando arrivai da queste parti ho sentito anche che il vino friulano era famoso nel mondo. Sì. Io con la minoranza dei viaggianti, non potevo sapere tutto, adesso lo so, che è competitivo a livello mondiale. Se vogliamo parlare di intercambio commerciale, globalizzazione dei commerci, però è buono. Ogni tanto un bicchiere di vino fa bene allo spirito, o no? Bravo. Sì. Un attimo di pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo. Facciamo pubblicità, sì. Sì, dai, un attimino, almeno la gente a casa, dai, così magari si vuole prendersi popcorn o vuole prendersi qualcosa, un attimino. Un bicchiere di vino. Restate con noi, consigli per gli acquisti. Ci vediamo dopo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia.
Bentornati in compagnia sempre di Diego Gonzalez, giusto? Ok, ma volevo chiederti... Il Puma per gli amici del... Puma per gli amici, abbiamo già ascoltato un po' la tua storia. Quello che rimane, sì. Ma com'è la musica? C'è ancora interesse per la musica latinoamericana qua in Friuli o comunque anche in Italia? Questi ultimi anni si è trasformato. Quando io sono arrivato da queste parti... Era un po' una novità, no? Magari. Sì, era un po' una novità, però quello che succedeva a Roma e a Milano era già un po' avviato la musica ballabile. Latinoamericana, intendo bachata. Un po' non era tanto bachata, dopo è uscito qua Luis Guerra che è un dominicano, si è fatto più internazionale a bachata, è arrivata da qua e ha cominciato a ballare bachata. C'era la salsa però, la salsa, Centro America, Puerto Rico, Cuba, New York, Miami, tutta questa musica qua. Però nei tempi che sono arrivato qua, 92, 91, sarà un po', matematica scusatemi, una certa età, e ballavano Gypsy King. Ah, ok. Io venivo a fare salsa e per cui mi sono trovato con questa quello che altro latino che conoscevano, hoy te visto con tu libro, che era una cumbia, perché c'era la musichetta che mettevano, sai, quando porti i bambini a giocare, che mette il gettone, ok, sì. E c'era questa musica qua di sottofondo e quello era il più latino. Io venivo a fare salsa, io dico, ragazzi, un repertorio Gypsy King, quando sei Maria Dolore, facevamo quello per vivere, perché dovevamo fare un po'. Come però la più conosciuta, insomma, insomma, attiravi la gente. Piano piano siamo un po' evoluti, avete cambiato un po' il genere. È venuta la salsa, che la salsa una volta era tranquilla, normale, salsa. Adesso qua le hanno messo salsa di Puerto Rico, salsa di Venezuela, salsa in linea, salsa. La salsa è una sola. Purtroppo le hanno messo nomi e cognomi e hanno separato in gruppi, perché la salsa non è così separata in gruppi, la salsa è una sola. Però è un tema ampio, non è una critica distruttiva, è per costruire qualcosa. Beh, insomma, dopo ci farai ascoltare comunque anche un brano, cosa ci farai ascoltare? Ma non lo so, io ho portato i miei giocattoli e visto che mi hai invitato mi hai detto, io porto congas, timbali, no, anche perché lo spazio è quello che è. Sì, no, a prescindere che io non sono un polipo, non posso fare tutto. Bravo. Però ho portato qualche strumentino, se vuoi ti dimostro. Vai. Guarda, gli inizi della mia gioventù, loro andavano in discoteca, io mi trovavo con mio cugino, non suonavo solo questo, però questo appartiene alla cultura delle Ande, dalla quale io non sono andino, sono centrale di una città come Trieste, un po'. Ma quante corde è questa rispetto alla chitarra? 4, 6, 8, 10 corde. 10 corde. E si chiama? Charango. Questo originalmente doveva essere dalla carcassa di un animaletto che qua li chiamano armadillo. Però okay. Lui è un charango fatta che si chiama, come si chiama? Non so, non mi ricordo, aspetta che mi sfugge il nome, del quirquincio, che è un animaletto andino che fa. Allora quando lui muore, che se lo mangiano di quelle parti là, dicono che è anche buono, okay. Fanno l'instrumentino, però appartiene alla cultura delle Ande. Ossia al nord dell'Argentina, al nord del Cile, all'ovest della Bolivia, al sud del Perù, tutta la parte della corrigliera delle Ande. Questa è la popolazione andina, questo strumento appartiene là. Io l'ho portato di qua anche nei tempi che furono, nei tempi gli Inti Limani quando vivevano a Roma. E viaggiavano tanti gruppi per le strade, una volta erano peruviani. Adesso sono trasformati in indiani, che si vestono di indiani, e dicono, guarda, indiani Sioux. E loro sono sudamericani comunque. Che vedi anche ogni tanto come artisti da strada. Sì, infatti. Io non so come fanno a vivere d'inverno perché fa freddo. No, però magari se si trasferiscono magari più verso il sud, insomma, risolvono il problema. Comunque questo nei tempi che furono io suonavo questo con altri ragazzi, flauto traverso, mescolavamo un po' di musica, non era troppo andina, gli strumenti autoctoni, mescolavamo un po' di strumenti. Questo strumento suona in questo modo. Fate un applauso. Ci sono gli applausi qua, datemi una brioche che io sono contento. Okay. Dopo questo appartiene alla cultura delle Ande.
imparai a suonare anche questo. Ok, questo Che è 4 corde. Sì, 4 corde, che è un strumento del Venezuela, della parte dello llano venezolano, che appartiene alla musica folcloristica del Venezuela. Io, essendo cileno, imparai a suonare strumenti di altri paesi perché quello significa apertura mentale anche, no? A prescindere di questo è un strumento abbastanza complicato, molto semplice, che qua le dicono un ukulele, no. Ukulele nel nostro modo è leggero, e non è facile da suonare, e sai che 5-6 anni fa c'era uno che suonava Over the Rainbow. Però non è questo. Boh, questo suona così. Canterò tutta perché volete che la canti tu? No, dai. Era per mostrarlo, è una questione. Poi cosa ci hai portato? La mia chitarra. Questa è una chitarra normale. La mia grande morosa, sì. Ho risparmiato un po' di soldino per comprarmela. Però e qua a me piace scrivere tante canzoni comunque. Ok, però sì. Prima o poi mi piacerebbe fare un video, un disco. Ma magari chissà. Possiamo parlare, no? Magari chissà. E questo è già un strumento più internazionale, diciamo, sì, è mondiale. E tu vorresti che cantassi qualcosa? Ma adesso mandiamo un po' di consigli per gli acquisti, mandiamo un altro video, poi torniamo e ci fai ascoltare qualcosa. Facciamo pausa. Restate con noi. Bravissimo, bravissimo. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Eccoci di nuovo in studio, sempre col Poma. Vi ricordo le mail, people, gente del Friuli, @gmail.com, il numero di telefono che è il 338 8163 163 per i vostri WhatsApp o SMS. E adesso, visto che insomma siamo col Diego, Puma, Gonzalo, scusa. Amigos, sai che c'era gente che diceva io parlo spagnolos. Sì? Spagnolos. Ah sì, pensavo che aggiungendo la S parlavano spagnolo. No, invece no. C'erano ogni tanto che diceva la gente, Guantanameras, sì, vamos a la playas, besames muchos. Besames muchos. Era simpatico. Dopo che si è raccontato, dopo che ci ha fatto vedere un po' le sue attrezzature, no, del mestiere, no, perché questo insomma è quello che ti dà da vivere anche, diciamo sì, la verità. Io vivo di questo, cerco sempre di vivere di quello che so fare. Insomma, queste qua sono le sue compagne, le sue amorose, no? Quelle che non mi mollano mai. Quelle che non ti mollano mai. Al massimo una corda può mollare, no? Sì, però la insomma, cambio. Ma sì. l'anima non la cambio. Ok, e non tradisce mai. No. E non tradisce mai. No, questo lo posso dire però sì, certificato. Ok, cosa ti fai ascoltare adesso? Io, non so, è difficile perché, a prescindere che possa essere così, perché? No, però c'è un brano di Pablo Milanese che una volta era famoso anche qua. Okay. Callada manera se ve dentro usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo y de qué mano sutil me derribo en la camisa las flores de abril. Él le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. Y de qué modo especial me derramo en la camisa las flores de abril. No quiero que nadie llore si yo me muero mañana. Señores, no traigo flores, para mí no quiero nada. No quiero que nadie llore, no quiero que digan nada. No quiero que nadie llore, no quiero que traiga un plato. No me llores más, no me llores. No me llores más, mami.
Bravissimo, bravissimo. Non la faccio completa Bravissimo. perché mi ricordo No. poco, no? Boh, insomma, comunque è una bella canzone. Sì. Quanti anni ha questa canzone? Ne avrà 20 o... Addirittura. O forse di proprio più, sì. una canzone dei tuoi inizi. Sì, no, questa sì, è una canzone che ho sentito, l'avevo risentita qua dopo, però questa era diversa, era un modo diverso, dopo l'hanno... Ti ricordi quando cantavano Llorando se fue la Sì. che un dia me tende il tambor? Sì. Questa è una musica che l'hanno fatto un gruppo andino che era... Llorando La prima era lenta. che linda, è come una specie di carnavalito lamentoso. Ah, ok. Dopo Kaoma È stata modificata, hanno fatto velocizzata. sì, mette la minigonna e dai, mondiale. Mondiale, sì, infatti, diciamo la verità. Sì, sì, è Come così. molti brani ultimamente stanno uscendo sempre. Sì, ultimamente i creatori ci sono, però cantautori, io non so. Però se dei canti Ricky Martin già ha più allegria. Non so, abbiamo bisogno di allegria, di non ascoltare tante parole con contenuto che ti fa un po' pensare o non lo so. Beh, ma comunque ultimamente molti artisti spagnoli sono usciti con Sì, brani molto, sì. molto belli. Sì, sì, Enrique Iglesias, il figlio di Julio Iglesias, quel tipo che sorride, io credo che qua lo conoscono tanto, eh. Sì. Tante volte sì. mi chiedono, Julio Iglesias? No, io... No, no. No, non fai nada, no. Bueno, questione di gusti anche, no? Beh, questione di gusti, però Sì. insomma quando vai a suonare in giro insomma, Sì, bisogna faccio- anche accontentare un faccio po' un po' di tutto. il pubblico perché Sì. insomma è quello E sai che io faccio delle musiche, delle canzoni che sono conosciute nel mio paese, nel Sud America, anche in Cile, e che le ascoltavo da quando ero bambino, perché nessuno sa che i cantanti una volta italiani di là cantavano in spagnolo. Avevano fatto delle registrazioni in spagnolo. Sì. E io sono cresciuto con questa musica. Boh, questa è conosciuta per Feliciano, ma io credevo che fosse di Feliciano. Non era di Ricky Poveri, è di un altro cantautore qua, che già purtroppo se n'è andato. Quello che canta no, en esta noche no ho pensato a te. E ti metto in imbarazzo. Sì, abbastanza. Sono imbarazzato anch'io perché non mi ricordo il nome, Ah, per cui vedi, me la io stavo meno. lanciando a te. No, però comunque pueblo mio, estás en la colina, Non suona, però. tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son su triste compañía. Pueblo mio, te dejo sin alegría. Conosci? Sì. Sì, questo lo conosco, anche io lo conoscevo, io ogni tanto quando vado a fare quelle serate a soffete, Sì. faccio queste canzoni e la gente mi guarda e dice, però, bravo il ragazzo, Bravo. è il putiel. Ma tu normalmente suoni nei locali pubblici, poche parole. Sì, la mia vita è suonare dove mi pagano comunque. così. Boh, insomma, Però- giustamente, anche perché sono sacrifici per fare queste cose, Sì. anche perché l'attrezzatura comunque ha Sì. un costo, va un Sì, po' ammortizzata e bisogna infatti- anche mangiare e vivere. No, io una cosa che colgo l'occasione, visto che sono in camera, sì. Vai tranquilla, uno No, e due. Io, Dove sono, vuoi? io faccio questo mestiere perché posso fare una fattura ricevuta, un'agibilità ENPALS, ossia regolare. Tanti altri vanno a suonare così, io non rischio. Però perché mi dedico a questo lavoro e purtroppo mi devo confrontare con gente che chiede meno e io devo aspettare. purtroppo, Sì, non chiedo poco, però devo vivere anch'io. Anche perché Però succede. ultimamente già da un paio d'anni sono usciti questi DJ fanno musica col computer Sì. ed è molto più semplice No, a prescindere, io non, e costa meno. Io non è una critica distruttiva per No. gli altri, però tanti altri lo fanno come secodo lavoro, per cui non chiedono una quota della quale io dico no, io Che vivo sarebbe di giusto questo chiedere. direttamente, io chiedo questo perché posso fatturarlo, ho un'agibilità, no, perché mi viene uno che mi fa il karaoke e mi chiede 50 euro, io non posso concorrere con no. Sai, la globalizzazione del karaoke. No, sì, è vero. Anche se adesso non so se va ancora molto il karaoke oppure Sì, tanta è un gente- po' in declino. Perché a tutti piace cantare. Ah, Io sì? dico, No, a me no, io sono negato, No? sai, no, sono negato. Questo è quello che dice, però aspetta, due t'aiuti in più e Ah, sì, cominci. può essere, cominci. Cominci, sì, riunioni di amici, patatine fritte, birretta e via. Che succede? Sì. Noi intanto ci ascoltiamo Yeah. un'altra canzone che sempre il Puma, Sì. scusa, ci ha consigliato. Restate con noi, torniamo tra 5 minuti. Sì, ritorniamo.
volevo chiederti, no? Visto che so che hai 2 figli, no? Sì. Che sono insomma uno quasi maggiorenne, se non Sì, maggiorenne, sì. l'altro insomma mancano pochi anni perché lo diventi anche lui. Come prendono la musica loro? Che rapporto hanno con la musica? Bene, Sì. bene, io non li ho mai costretto a loro a fare musica. E il più grande studiava pianoforte una volta, l'ho lasciato perché è così, che devono essere motivati anche. Chiaro, giustamente. E il piccolo mi ha chiesto una console di DJ, anche la console, però è poco intraprendente, bisogna stare un po' sotto. E il piccolo sta studiando adesso con il basso, così si ritrova con gli amici. Io non ho mai costretto a niente, sempre quando erano piccoli, quando vivevo con loro, lasciavo gli strumenti così in giro. Loro andavano Invece di non giocare li- con le costruzioni, insomma, sì, si un po' mettevano a sì, io cercavo di strimpellare. stimolarli con gli strumenti così. Il grande adesso viene a casa mia e le insegno chitarra, a cantare un po' e queste cose. Io l'ho detto, io non li voglio costringere a che faccia il mestiere del padre. No, Però è una cosa piacevole perché la musica unisce la gente. Se Unisce la gente, sì. vai in giro o suoni la chitarra o canti una canzone con gli amici, è una cosa molto bella. Molto carina, sì. sì, specialmente quando si va in spiaggia a fare, ci si ritrova in spiaggia Sì, l'estate, non è bello con la sì, chitarra. o quando almeno loro si si vede. riuniscono a casa a mangiare tra loro, robe Sì. così, dai, cantiamo le canzoni, dai, sì, che bello, io suono la chitarra. È già una cosa molto... E il rapporto con lo spagnolo e loro invece? Sì, Visto che insomma tu sei spagnolo di madrelingua. sì, e che lì c'è una situazione nella quale io per un bel po' io non vivo con loro, per cui stimolare così, però ogni tanto quando io parlo spagnolo loro capiscono. Loro capiscono, sì, sì, è perché più comunque da grande- piccoli sì, sì, comunque le abituati. parlavo, sì, le parlavo in spagnolo. Poi sicuramente i nonni anche, no? Che non so. E che? che Il senso? tuo padre e tua madre, magari non so, sono venuti qua oppure No, i magari, figli sono andati quello là. quello era un sogno nel cassetto che è rimasto lì perché purtroppo mio padre se n'è andato 3 mesi fa, anche lui faceva il cantante, mia madre si è risposata con un fidanzatino della sua gioventù, è tutta una storia, è una telenovela la mia vita. Sì, comunque sì. Chissà, magari oltre al videoclip potremmo fare anche una piccola telenovela, veramente, sì. una sitcom. Questo senz'altro, sì. Cosa ti fai ascoltare, dai? Non lo so, quello che mi viene in testa faccio? Vai, la gente che è a casa aspetta questo. Sì. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma? Que es todo un sentimiento, de esos ojitos negros, de un raro fulgor que me invitan, que me incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios por tenerte aún en vida. No necesito ir al cielo, Jesús. Si alma mía, la gloria eres tú. Magnifico, magnifico sei. Bravissimo. Romanticone fino alla fine. Mi basterebbe saper suonare il 10% la Beh, chitarra di quello che sai suonare. Io dico questo, sai che c'è un amico che è un ingegnere che lavora nelle miniere dei Chuquicamata nel nord, delle grandi miniere famose nel mondo del rame. E lui è un ingegnere che va sempre là, lo porta in aereo, un tipo importante, diciamo. E il mio amico dell'infanzia, quando torno in Cile mi dice, magari io potessi andare in giro con te, così come suonare. sei.
Io dico sì, però io forse sono nato con questa impronta, io studiavo. Insomma, anche avendo anche genitori o comunque il padre che Sì. suonava, insomma... In un modo, in tempo passato io dovevo fare il dentista, studiavo per quello, facevo protesi dentali, anche la mia strada era quella, però io le dicevo a lui, io forse sì, so suonare, cantare, però tu sai dei numeri, se non ci fossi tu per fare l'altro lavoro, sai. Sì. Dicevo io, sai che hai proprio ragione. Oh, wow. Noi cantiamo così. Sì, lui fa l'ingegnere, io faccio musicista e siamo grandissimi amici. Grandissimi amici. Sì. Così, non lo so. Io vado con la mia musica ovunque e tante volte anche quando faccio dei miei concerti a una persona, quando sono in casa. Come in questo caso per me. Sì, una cosa molto relax. Però abbiamo anche la gente a casa qua, dai, che ci sta ascoltando. Sì, Sì, ci dai. sono lì nascosti, è vero, ci sono lì che ascoltano, no, quella corda è la minore. No. Questa è improvvisazione. Sì. Qui si improvvisa, non è stato preparato niente. No, qui siamo arrivati, abbiamo acceso, abbiamo detto dai partiamo, vediamo Infatti cosa sono arrivato qua, mi sono pettinato un po' e io ho visto la chitarra. Però è così, la mia vita è la musica, io insegno percussioni un po', anche ritmica, congas, bongo, poi ultimamente tutti parlano del ballo che la clave 3-2, 3-2, 2-3, tante cose, tutti parlano di tante cose, ma andare a ballare no, che non sono bravo per la ritmica, io insegno queste cose, a essere portato a imparare la ritmica della salsa nel ballo, che è un altro mestiere che mi sono inventato io, perché sì, insomma. sai, ultimamente però cerco sempre di lavorare in quello che so fare e non mi invento delle cose che ultimamente dico io bravissimo, no, e dico no aspetta, partiamo da qua. Comunque la salsa è un ballo che ultimamente va molto di moda, Sì. Ci sono sempre più scuole di questo genere. Sì. C'è gente che apre scuole senza aver fatto tanti corsi, però pazienza, Però, è insomma, sempre forma parte di una realtà e ci sono anche... Funzionano, Sì. diciamo, la gente... Sì, insomma, ma in Friuli c'è il mio amico Marco Evas, che è un colombiano, che è uno dei primi, anche, c'è anche suo fratello, ci sono tanti che ha fatto altri- questa scuola. Sì, dove... Sì, non si può dire, no. Ogni tanto faccio le- insegni, dai. sì, faccio i miei corsi di ritmica lì. Comunque sì, lui è uno dei maestri che una volta, sempre, sono tanti che hanno imparato da lì, però lui è un puro, lui è arrivato qua facendo questo mestiere. Ah, ok. Non è perché sono arrivati tanti e ti vedo un po' oscuro, tu da dove sei Cuba? No, non per i cubani, attenzione, che ho grande rispetto per tanta gente. Ah, però come devi campare? No, sono io insegnante di ballo. Ah, poi sì, insegnami a ballare babbo, sì, così si guadagna un pelletto per sopravvivere. Però non tutti sono preparati come no. Però si va avanti così nella vita. La vita è un carnaval. La vita è un carnaval. Un po' di consigli per gli acquisti, restate con noi che dopo torniamo con il Puma. Ritorniamo.
Bentornati in studio, vi ricordo che se volete partecipare qui con me a People Gente del Friuli, basta mandare un'email a peoplegentedelfriuli@gmail.com, o se volete fare qualche domanda agli ospiti in studio, il numero è 338 8163 163 per SMS o WhatsApp. Prossimamente ci sarà anche la linea telefonica, ma questo magari un po' più avanti, sì, dai. E il WhatsApp? Anche WhatsApp? No, WhatsApp sì, dai, no, quello è ormai diciamo che è la tecnologia più usata, È no? un WhatsApp modo, ormai. un modo di comunicazione, però è il gruppo di Quello WhatsApp c'è. che stai dormendo e ciao, buonanotte. No, i gruppi sì, i gruppi un po' Devi sono abbassare il volume fastidiosi. ogni tanto. WhatsApp el mambo, WhatsApp el mambo, si no te voy a cancelare. Sì. Io ti ringrazio veramente No, per grazie a questa te, Francesco. bellissima mattinata che mi hai fatto passare. Francesco, Insomma, io- io spero che anche la gente a casa sia rimasta contenta di conoscere un artista così. Grazie. Anche perché insomma Sì. veramente ne hai tanto da raccontare, una puntata non basta, no? No, ce ne vorrebbero come minimo 10. No? La mia vida es una telenovela grande, amplia. Sì, no? Es el secreto però ampliato così, no? Boh, Sì, dai, insomma, dai. No, è una forma parte di vivere, di raccontare quello che uno vive, tutto quello vissuto. Ci sono esperienze, ogni persona vorrebbe in un certo modo, per quello esistono questi format, dove dice no, oggi sono triste, oggi no, condivido con te, pienamente mi piace. Boh, Tutti insomma, abbiamo bisogno ormai- un po' di raccontare la nostra vita in un certo Sì, modo. infatti, adesso ci danno i social network, ci danno la possibilità comunque di raccontare, di mettere le foto, insomma, di far Sì. vedere dove siamo, dove non siamo, insomma, ci danno veramente un modo per farci conoscere, Sì, sì, sì. un modo per farci Ma conoscere. e tu? Io dimmi. Tu appari qua in telecamera, però ti conoscono? No, a me non mi conoscono. Oh, Francesco. Vai Francesco, non ti conoscono. Veramente, Sì. veramente ho passato veramente un'ora insieme a te, veramente. Un po' di musica, un po' di relax, un po' No, di... sai, sono cose un po' Di parole. particolari e che veramente Sì. fanno piacere. Ti ringrazio tanto anche per avermi ospitato e per avermi invitato. No, vabbè, e questo mi fa insomma. molto piacere perché lui è amico di una mia amica d'età. Wow. La nominiamo. Si chiama Marina, dai, che ci ha Ah, dato la la Marina. possibilità di usufruire della stanza. Abbiamo lavorato tante volte con la Marina nel passato, Boh, insomma, siete dell'età, no? Sì, Forse siamo sì. più o meno delle stesse generazioni, sì. Sì, infatti. Che non me la ricordo. Quando andavano tanto le discoteche, Ah, no? sì. Che adesso hanno un po' calato. A Lignano peccato. era tutta la via sul carnaval, si viveva. Dopo sai che dopo finita, ciao, andiamo a fare colazione, nessuno dice no, domani lavoro, no, andiamo, vai, via. Boh, Però insomma. la vita cambia un po' e manca un po' di abbracci, manca comunicare, manca parlare, i gruppi di amici, però amici trasparenti. Boh, ma diciamo che Sì. i social network ci hanno tolto questo, In un certo no? modo sì. Perché insomma abbiamo guadagnato in altro con i social network. Sì, Però eh. forse tornare indietro senza magari i telefonini. Sì, io è credo diverso. che dovremmo usare la tecnologia con criterio. E boh, quello un po' Sì, tutto, no? sarà- Piccole dosi, piccole di tutto dosi, sì. è Sì, meglio. sapere questa foto, guarda che stiamo mangiando un bel piatto di pasta, sì. vero, No, vero. sì, io dico, però sì, mi mandi la foto e invitami, no? Bravo. Grazie Diego. Grazie. Grazie a voi. Sì. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre sul stesso canale, stesso giorno, stessa ora, ma un ospite diverso. Stesso mare. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Grande, bravo.